Solo 10 giorni fa ai giardini dell'Arena aveva malmenato due poliziotti urlando alla Akbar. È tornato in azione il 22enne richiedente asilo che nelle scorse ore, fermato mentre stava bevendo una birra in Corso del Popolo, ha nuovamente aggredito gli agenti mandandoli in ospedale. Lo straniero, su cui pende un provvedimento di allontanamento dal territorio veneto, ha tentato di ribellarsi sferrando calci e pugni ai poliziotti. Questa volta non ha inneggiato ad Allah, ma la violenza era dovuta quasi certamente ad un elevato tasso alcolico nel suo sangue. Gli agenti, nonostante le ferite, alla fine sono riusciti a bloccarlo. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I poliziotti sono stati ricoverati con alcuni giorni di prognosi. Il ragazzo del Gambia non può essere espulso, è infatti un richiedente asilo che ha fatto ricorso. Le decisioni su di lui sono congelate in attesa che il tribunale decida da farsi. I tempi dei ricorsi sono ovviamente quelli che sono e dobbiamo anche noi aspettare che l'autorità giudiziaria si pronunci. Io sono molto fiducioso che il decreto Minniti, che diciamo da agosto è applicabile, avendo eliminato un grado di giudizio, possa anche togliere spazio a queste più o meno pretestuose modalità di ricorso che sono spesso solo una maniera per rimanere sul territorio.